Benvenuto in questo nuovo video. Oggi andremo a giocare delle partite online, le commenteremo, saremo su un account con un punteggio sottostimato rispetto al mio punteggio online, ma questo mi permetterà di giocare con più calma, di rendere il video più didattico e cercare di trasmettervi qualcosa. Nel video scorso, che vi è piaciuto tantissimo e ve lo linko qui, abbiamo parlato di come è importante cercare di capire ogni singola mossa del nostro avversario. Nel video di oggi il concetto che voglio far passare, che è un concetto base, ma alla fine se non si mette in pratica bisogna assolutamente metterlo in pratica, è il concetto del non azzardare cose complesse, non azzardare attacchi prematuri, non azzardare figate, perché a volte uno vede i sacrifici di Carlsen, di Kasparov, vuole imitarli, ma noi non siamo dei grandi maestri. Il modo migliore per aumentare il tuo punteggio a scacchi, se sei attorno a 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, è di giocare in modo semplice. Oggi cerchiamo di vedere in una partita 10 minuti più 5, vediamo se c'è qualcuno che vuole giocare a questa cadenza, come possiamo noi, cosa vuol dire giocare semplice, ok? Vediamo se c'è qualcuno che accetta, altrimenti andiamo a 10 minuti o a 15 più 10. Ok, non c'è nessuno che gioca con questa cadenza, ottimo. Ah, invece no. Abbiamo trovato un avversario da 1319 punti su chess.com. Allora, giocare semplice vuol dire attenersi a quello che è... questo è il gambetto di donna, lo prendiamo o non lo prendiamo col pedone, facciamo che non lo prendiamo. Attenersi a quelli che sono i principi del gioco. Che cosa dice il gioco in apertura, che è la prima fase? È sviluppare i pezzi, arroccare il prima possibile, ed è quello che noi andremo a fare. Se ci cattura un pedone lo ricatturiamo, e se ci minacciano un pezzo andiamo via, questo è fondamentale. Allora, questo pedone è ultra tenuto dalla donna, è tenuto dal cavallo, ma facciamo che gli diamo un ulteriore sostegno. Giocare semplice significa avere una struttura pedonale solida, pedoni in catena. Giocare semplice significa mettere il re al sicuro il prima possibile. Giocare semplice significa sviluppare i propri pezzi e mettere in comunicazione le torri. Questo significa giocare semplice, perché io so che tu sai quali sono i principi: arroccare, sviluppare pezzi, mettere in comunicazione le torri, così, ed è la base del giocare bene a scacchi. Però non sempre lo fai, perché noi abbiamo studenti anche nell'accademia, appunto da 900, 1000, 1100, 1200 punti, che conoscono questi principi, che l'hanno sentito miliardi di volte, li hanno letti nei libri, l'hanno sentito miliardi di volte nei miei video, ma non lo applicano. È come dire: io so cosa devo fare per dimagrire, fare attività fisica, mangiare cibo sano, ma non lo fai. È lì, cioè, un conto è saperlo, un conto è farlo. Ok? Cosa possiamo fare adesso? Possiamo tirare fuori o l'alfiere o il cavallo. Vediamo se c'è una delle due soluzioni che ci intriga di più. In genere la teoria preferisce tirare fuori i cavalli, però anche se tiro fuori il cavallo l'alfiere mi rimane monco. Mi rimane monco, ma penso che tirerò fuori il cavallo comunque. Tiriamo fuori il cavallo, dai. Noi sentiamo sempre la teoria. La teoria dice i cavalli prima degli alfieri. Ok. Bene, bene, questa è la classica. Questa è la classica variante la variante di cambio, dove si ha questa struttura di pedoni che ha un nome, la struttura Carlsbad. E adesso dobbiamo trovare un modo per continuare il gioco. Intanto ci portiamo la torre qui. Questo ci permetterà anche di riposizionare eventualmente il cavallo da queste zone, ma anche di compiere anche altre manovre come cavallo in E4. Allora, giochiamo semplici, giochiamo semplici. Non finirò mai di ripeterlo 40 miliardi di volte, giochiamo semplici. Ecco, qui forse perde qualcosa. Cavallo. Qui forse perde qualcosa, secondo me. Credo che perde qualcosa. O comunque si va in parità con un buon gioco, perché adesso c'era il doppio attacco su questo. Io ora ho la regina qui. Se lui cattura col cavallo arriva il doppio su cavallo e alfiere, e se cattura d'alfiere sono felice perché ho il pedoncino qua. Ok, giustamente tu arrivi con la torre. E se io metto il cavallo? Che dici se metto il cavalluccio?
Che mi dici se metto il cavalluccio a sostegno di questo cavalluccio oppure cavalluccio, torre, no, prendo il matto poi. Va bene, giochiamo semplici. Qui la partita si sta facendo un pochettino più complessa perché lui ha cercato subito di rompere, no? Intanto io sono più uno di... c'ho un pedone in più, intanto, così. E qui ancora una volta qui si prende il doppio. Qui ancora una volta si prende il doppio anche se ho l'inchiodatura con la donna. Quindi doppio proprio non è. Però intanto questa la possiamo fare, che dici? Lui toglie l'alfiere, io non posso catturare qua. E se prendo di cavallo? E se prendo di pedone, tu tiri l'alfiere fuori. Non so qual è il migliore, andiamo di pedone. Ripeto, non è un attacco doppio perché c'è l'inchiodatura sulla donna, quindi sarebbe stato bello se fosse stato un attacco doppio, ma non lo è. Adesso mi fa paura questa e questa. Questa mi fa paura un pochettino. Quello che farò probabilmente è alfiere F5 e alfiere G6 che tiene questa casa. Oppure semplicemente su alfiere C4 gioco subito. Wow. Il mio avversario non si è reso conto che non poteva... Vedete che alla fine sbagliano loro, cioè... Alla fine troppi problemi non dovete farne perché sbagliano loro. Qui penso che lui forse ha cavallo... Ok, mi sta stupendo sempre di più il mio avversario. Ok, arriva un doppio attacco qui, per ora c'è una doppia difesa. Possiamo giocare anche F5, ma gli estremi... Alfiere F5 è da valutare, Alfiere F5 è da valutare perché è comunque un pezzo sospeso. Però alfiere F5 è la più sensata, dai. Perché F5 scopre il re, scacco. F5 è la più perché poi c'ho anche l'altra torre. Dai, non la calcolo neanche, io vedo che il cavallo non ha cose particolari. Come manovra ho... Come manovra forse ho cavallo qui che tiene l'alfiere. Ecco, qui mi sta regalando semplicemente un cavallo. Vedete come se voi giocate... Ora questa partita è diventata un po' complessa. Io spero che la prossima sarà un pochettino più calma. Però in genere poi sbagliano loro. Se voi non fate cose particolari, poi in genere sbagliano loro. Questa partita è diventata purtroppo complessa. Qui forse ho... Questa... No, beh, giochiamo semplici. Scusa, io ho più 6 di materiale perché ho 2 pezzi leggeri in più in confronto al mio avversario. Chi me lo fa fare a me di rischiare? Quindi metto la regina a supporto dell'alfiere e buonanotte. Chi me lo fa fare a me di rischiare? Occhio solo a questa torre, però per ora è tutto a posto. Qui c'è un attacco a raggi X su F2. Lui ha un attacco a raggi X sulla sua regina. Eccolo qui che arriva l'attacco a raggi X. Cavallo G3 e arriva l'attacco a raggi X. Per forza. Quindi, quando ci sono degli attacchi a raggi X, spostare sempre il pezzo che è attaccato a raggi X. Perché poi a scacchi le cose, vedi che succedono. Quindi, c'è questa. Con attacco sulla donna. Non per prendermi il cavallo. Ora... Ok, cambio di torri e ci sta. Però rimane il problema che c'è la donna sotto. C'ha anche questo pedone che presto credo che cadrà. C'ha anche uno scacco di cavallo. Vediamo dove mette la donna. Insomma, magari mette la donna in C3 e gli arriva il doppio di cavallo. Sì. Dopo la riesaminiamo questa partita. Intanto uno scacco direi che non fa mai male, così non può catturarmi il cavallo. Penso che lui vuole attaccarmi qui e con lo scacco controlliamo anche qui. Il cavallo adesso è sotto attacco. Posso cercare di capire se gli do matto qui, ma secondo me non c'è il matto e quindi preferisco giocare semplice. E gioco, guarda cosa gioco. Gioco questa, dove lui può apparentemente inchiodarmi, ma io poi ho cavallo F4 scacco e lui perde la torre perché la sua torre sarebbe sospesa. È vero che la mia torre è sospesa, cioè un pezzo non difeso da nessuno, ma anche la sua torre qui è sospesa e quindi sui pezzi sospesi in genere ci sono tattiche.
ci sono tattiche in genere. C'ho miliardi di pezzi sospesi. Anche il cavallo stesso, è vero che è difeso solo dalla torre, ma la cosa migliore è che i pezzi siano difesi da pedoni anziché da pezzi. Quindi questa è stata una partita complessa, se mai dopo la rivediamo. Ma nella prossima partita spero di riuscire a farti vedere cosa significa giocare in maniera semplice. Ok, qui è abbandonato. Rivediamo un attimino velocemente prima di andare nella prossima partita. Allora, qui io ho sviluppato i pezzi per cercare di arroccare il prima possibile, difesa ortodossa, tutto normale. Qui ho creato la mia struttura solida. È chiaro che se qui avessi giocato una mossa come C5, dopo eventuali catture, quindi trovo un pedone isolato. Definizione di pedone isolato, un pedone che non ha pedoni amici sulle colonne adiacenti. Quindi giochiamo semplice, pedoni in catena, pedoni belli da vedere. Questo significa giocare semplice. Anche lui qui ha giocato bene, ha sviluppato bene i suoi pezzi. Ma a un certo punto sbaglia. Anche il motore gli dà 2 punti di domanda. Perché ha sbagliato? Perché non ha completato lo sviluppo. Vedete, l'errore tipico è quello di iniziare un attacco quando non hai completato lo sviluppo e non hai settato tutti i tuoi pezzi nella maniera migliore. Cosa vuol dire settare i pezzi nella maniera migliore? Mettere la donna in C2 e far comunicare le torri. Poi tocca al nero che fa una mossa qualsiasi. E poi metti una torre che supporta al meglio questo attacco. E poi il nero fa una mossa qualsiasi. Sto facendo mosse a caso. E poi magari sta torre o la metti sulla colonna D o la metti sulla colonna C semiaperta. E poi inizi l'attacco. L'attacco va iniziato quando tutti i pezzi sono organizzati al meglio. Fidati che se avessi iniziato l'attacco adesso non ci sarebbero stati problemi, ma ha iniziato l'attacco prematuramente. Questo significa giocare semplice. Giocare semplice è inizia l'attacco quando hai i pezzi nel modo migliore. Qui arriva questa. Ok, era meglio di torre, qui ho cannato. Però fatto sta che lui qui ha sbagliato un po' di volte, quindi mi ha dato alla fine la possibilità di guadagnare 2 pezzi. Ok, adesso ce ne facciamo un'altra di partita. Gioca e sempre a 10+5. Vediamo se troviamo qualcuno che accetterà la nostra partita, cercando ancora una volta di farti vedere cosa significa giocare semplice. Purtroppo sono sempre il nero, sfiga delle sfighe. Giochiamo semplice, cavallo, cavallo. Io voglio sviluppare, voglio arroccare, cioè il mio scopo iniziale è arroccare il prima possibile. Mettere il re al sicuro, perché se non metto il re al sicuro qui prendo scacco matto. Quindi posso impostare anche la stessa identica difesa di prima in realtà. Identica, alfiere 7, arrocco. Alfiere 7, arrocco. Il mio avversario sta giocando tranquillo, tranquillissimo, e anch'io gioco tranquillo. A questo punto mi manca da sviluppare l'alfiere e il cavallo. Io posso tranquillamente sviluppare... Ora il cavallo, se è possibile, si mette sempre in C6 rispetto che in D7, se te lo lasciano fare. Però attenzione, nelle partite di donna, ossia le partite che aprono con D3 o D5, o nelle partite in cui ci si ritrova ad avere i pedoni di donna avanzati rispetto a quello di re, vedi che quello di re è più dietro rispetto ai pedoni di donna, non si mette mai il cavallo in C6 o in C3, mai. E questo è un errore che vedo fare anche a 1500 punti, a 1600 punti. Si spinge prima il pedone e poi si mette dietro il cavallo. Nelle partite di re, e 4 e 5, si può giocare cavallo C3, cavallo C6, ma nelle partite di donna prima si gioca questa. Quindi prima di mettere il cavallo in C6, spingo il pedone C, ci metto il cavallo dietro e a questo punto l'alfiere, io continuo a svilupparmi tranquillo. Qui arriverà, presumo, questo attacco qui. Ok, nulla di che. A questo punto l'alfiere lo sviluppo in fianchetto. Sviluppo in fianchetto, che è un pochettino meglio dello sviluppo qui che non serve assolutamente a niente. Stiamo giocando 2 partite, ognuno sta giocando la sua partita. Lui sta giocando la sua, io la mia. Strano che il bianco non ha nemmeno un pedone sul centro, ma ce l'ha tutti in terza traversa. Qui credo che stia assolutamente cercando di supportare questa spinta. Io continuo il mio gioco alfiere B7. È arrivata questa spinta. Ora direi che è il momento anche di catturare, che dici? Dai, catturiamo, va. Facciamo quelli che catturano, perché se arriva qui con questo pedone, secondo me sono guai seri. Secondo me sono guai seri, ma comunque ci arriverà, eh. Non penso che glielo possa impedire. Con cosa catturerà? Col pedone? Ok. Questo pedone qui qualche noia me lo dà.
qualche noietta piccolina me la darà. A qui mi viene tanta voglia di giocare E5 per bloccargli l'avanzata, con la differenza che su E5 lui ha un buco qua che si può prendere. Si crea proprio il buco, cioè un posto dove non ho più pedoni che controllano questa casella. Ora c'è questo pedone che la controlla dopo la spinta, questo non è più controllato. Però se avanza mi fa parecchio male, secondo me. Guadagna parecchio spazio. Ecco, questa è una partita più posizionale. No, dai, non faccio che non glielo posso permettere, che guadagna tutto sto spazio. A malincuore, nonostante so che è la mossa più brutta della vita, del mondo, gioco questa. Bruttissima, bruttissima, ma era più brutta secondo me l'avanzata. Bruttissima. Adesso ha anche cavallo C4 che mette pressione qui sopra. Donna C7 quanto prima, per tenere anche sempre questo pedone. Potrei cambiare le donne? Non mi conviene per niente. Non mi conviene, ecco che è arrivata la doppia pressione qui e arriva doppia difesa qui. Ok, andando a togliere la donna ho anche messo in collegamento le torri che adesso possono già centralizzarsi e prendere il tempo sulla donna avversaria. Questa non è la mia migliore partita, ma credo che comunque abbia il suo perché, che spiegherà tante cose. Giochiamo semplici. Quindi che cosa ho fatto? Ho sviluppato i miei pezzi. Per ora i pedoni mossi sono in catena. Ho un pedone centrale in E5 buono. Attenzione, questo non è un pedone isolato, perché un pedone amico sulla colonna adiacente ce lo ha. Questo non è un pedone isolato. Vuol dire che in futuro posso metterli in catena, se voglio. Ok, adesso cosa farà il mio avversario? Deve sviluppare l'alfiere, perché sta cercando di capire dove mettere questo alfiere. Credo che in G5 può darmi qualche noia, magari. E io credo che metterò una torre qui e una torre qui. E infatti, così è andata. Adesso, attaccando la sua donna, gliela facciamo sviluppare. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Gliela facciamo sviluppare a gratis, dicono a casa mia. Gliela facciamo sviluppare a gratis. Gliela facciamo sviluppare a gratis questa regina? Vabbè, dai, facciamola sviluppare. Allora, tu, caro alfiere, che fine vuoi fare? Perché su H6 e H6, se vai qui con G5 hai perso l'alfiere. Quindi potrei giocarti H6. Potrei giocarti H6. Potrei. Questo alfiere, mamma mia quanto glielo vorrei cambiare. Quanto glielo vorrei cambiare. Ma sai che lo faccio? Sai che perché questo alfiere, vi rendete conto che è veramente bruttissimo, non sta facendo nulla. Quindi magari posso giocare una mossa bruttissima come cavallo E8 per cercare di cambiare gli alfieri. E sarei molto felice. Tra l'altro questo alfiere nero credo che sia il suo alfiere migliore. Quindi se riuscissi a cambiare il mio alfiere col suo sarei felice. Partita complessa, siamo alla mossa 13 e abbiamo cambiato solo un solo pedone, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un solo pedone, ci sono ancora tutti i pezzi in gioco, la scacchiera è affollata, ma l'importante ancora una volta è giocare semplici. Quindi evito cose troppo complesse, evito attacchi prematuri, questa è una partita complessa secondo me per questo punteggio di 1350, 1400 sull'ICES, che poi ricordiamo che su chess.com i punteggi sono un 200, 150, 250 punti più ristretti e sono un po' più veritieri quelli di chess.com. Ok, io vado avanti col mio piano, anche se non mi piace mettere il cavallo qui di intralcio, ma vado avanti col mio piano. Voglio cambiare questo alfiere che non sta giocando, Quindi, nessuna fretta, siamo a mossa 14. Io dico sempre, raga, le partite di scacchi durano 40 mosse mediamente. Siamo neanche a metà della partita, siamo a mossa 14. Perché iniziare a fare attacchi, cercare subito di dare scacco matto a mossa 14?
Giochiamo, la partita è lunga, è una maratona, pian piano, vince chi ha più pazienza, vince chi riesce a manovrare meglio. Quindi, vediamo se mi dà questo alfiere. Se non me lo dà, ci organizzeremo e faremo qualcosa. Ok, me l'ha dato, bene. Tanto mi piace anche tantissimo un alfiere a 6, L'ho visto adesso. Alfiere 6 con cavallo di 6, attacco 2 volte il suo cavallo. Quindi alfiere a 6 credo che arriverà proprio. Ok, facciamo il cambio di torri. E lui va con la torre o con la donna? Se metto qui il cavallo, metto qui il cavallo e metto poi la... Ok, facciamo così. Metto il cavallo sperando che lui non cambi nulla. Se cambia tutto è buonanotte. Metto qui il cavallo e se poi alla prossima... però poi può giocare questa. Gliela faccio subito questa? Gliela faccio subito, se lui mi cattura qui, io catturo qui. Non mi piace. Ah, su questa stavo cercando di capire cosa succedeva su donna sua qui. In realtà catturo qui, che stupido. Io catturo qui, buonanotte. Dai, facciamo il piano originale. Questo qui. L'idea è di giocare alfiere a 6 per mettere pressione 2 volte qui e giocare sull'inchiodatura. Ovviamente il cavallo C4 è un pezzo sospeso, quindi un pezzo non tenuto da pedoni, e per questo ci possono essere attacchi, tattiche, cose varie. E in effetti è quello che sto cercando di fare. Vediamo, chiaro che se ora mi cambia i pezzi, qui c'è poco da fare, finisce ogni iniziativa, ogni idea tattica, però aspettiamo a vedere che cosa fa. Questa è una partita complessa, strategicamente complessa, quindi anche qui giocare semplice è una parola, però stiamo cercando comunque di tenere i pedoni molto compatti. Un giorno veramente credo che giocherò F6 e ci avrò anche quest'altra catena. Anche lui sta giocando abbastanza bene, qui c'è una piccola catena, i pedoni comunque sono tutti abbastanza vicini, grandi debolezze non ne ha, e quindi è per questo è difficile creare i piani d'attacco. Andiamo di torre, 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 poi tirerà fuori l'altra torre. Ok, credo che questa partita si giocherà in un finale. Credo che questa partita faccio donna per torre, pre-move, adesso arriva l'altra torre e me ne ritorno dove ero prima. Me ne ritorno dove ero prima perché ho bisogno di controllare le diagonali scure, per tenere un pochettino anche il suo cavallo. Andare in C7 secondo me sei un po' fuori, no? Presto giocherò torre qui, se ora lui raddoppia le donne ci metto subito la torre qui perché la torre è anche controllata dal mio cavallo, quindi non ci sono problemi. Il mio avversario sta giocando molto bene, molto solido, molto preciso, e quindi chiaro, siamo a mossa 19, vedi che siamo a metà delle famose 40 mosse di media, no? Quindi non abbiamo fretta, la partita è ancora pari e siamo neanche a metà, quindi prendi sempre come riferimento le 40 mosse, non farti prendere dalla cosa di andare subito all'attacco, di cercare il matto, di cercare di sbilanciare la posizione, perché quando cerchi di sbilanciare la posizione non è detto che va sempre a tuo favore. A volte le cose si girano in un modo che ci facciamo degli autogol da soli, no? Quindi giochiamo semplici, ci attaccano un pezzo, ce ne andiamo via, ci prendono un pezzo, lo riprendiamo, semplice. Anche il mio avversario sta giocando semplice, quindi bisogna capire ora come continuare il gioco. Io cercherò di non fare assolutamente nulla e cercherò di giocare semplice. Io credo che abbia aperto questo per dare uno spazio all'alfiere, credo. Proviamo a fare un cambio qui, che dici? Proviamo a fare un cambio, cambiamo, giochiamo semplice. Ok, sì, penso che voglia dare spazio a questo alfiere qui, anche se per carità è una bellissima diagonale ma è vuota, quindi non ha senso. Io devo capire cosa fare col mio alfiere. Cambio, vado di donna ovviamente, così ho il controllo della colonna D.
Qui forse lui dovrebbe cercare di cambiare le donne, perché adesso vedete che col cambio ho un piccolo vantaggio col controllo della colonna. Vuol dire che lui non può mettere la sua donna su questa colonna, altrimenti gliela mangio. Può metterla qui perché c'è il suo cavallo. Adesso, allora, se gioco F6 mi metto sempre possibilità di attacco. Eccola qui che gioca, eccolo che vuole subito venire a fare il furbetto. Ma caro mio furbetto, io ti gioco questa, ma al volo proprio. Non te la faccio mica fare la mossa che vuoi fare tu. Caro mio furbetto, te ne ritorni a casa, che si sta così bene. Te ne ritorni a casa, non te la faccio fare questa mossa. Bene, 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 ho tutta la colonna per me. Non ho più il suo cavallo che mi attacca il pedone, quindi posso rimanovrare il mio cavallo. Vediamo che manovre gli posso far fare. No, qui non c'ha futuro. Qui non c'ha futuro. Mazzate che posizione. Questa forse era buona come rimanovra. Cavallo qui. Gioca B3, il cavallo è morto, sepolto. Il cavallo è sepolto. Dai, facciamo questa. Dove cacchio lo faccio andare il cavallo? Sa che no, non ne ho la più pallida idea, raga. Non ne ho la più pallida idea. Però questo cavallo va tolto da qui. Ma che giro gli faccio fare poi? E se torna qui? Cioè, devo capire che giro fargli fare. Qui, qui, qui. Perché qua è veramente sepolto anche qui. È vero che controllo queste due case. Sapete che non lo so. Senti, questa manovra è l'unica. È lunghissima, ma è l'unica secondo me dove il cavallo può avere un'idea di fare qualcosa nella sua vita. A parte che mi sostiene anche questa. Però mettere... non è male questa, eh? Non è male alfiere a 6. Non è male alfiere a 6 secondo me. Perché se va su con la donna posso entrare e dare scacco. Ok, donna qui. Cosa vuoi fare con la donna lì? Tu che cosa vuoi fare con la donna lì? Vuoi entrare qui in caso in cui... Non lo so. Ragazzi, non lo so. E in mancanza di qualcosa io continuo il mio piano. Come vedete non spingo pedoni a caso perché ogni spinta di pedone indebolisce la mia posizione. Non sto rimanovrando il cavallo su, giù, destra, sinistra per non muovere pedoni. Sono anche un pochettino mosse d'attesa perché io aspetto che sia lui a sbagliare. Aspetto che sia lui a sbagliare. Donna qui. F6 non la voglio giocare. Proviamo ad andare qui, dai. Non voglio giocare F6 che mi indebolisce la posizione, mi crea un buco su G6. Il pedone controlla G6, dopo quello spinto G6 è un buco. Non voglio creare buchi. Se gioca qui, ok, qui non può andare, non può fare niente. Io voglio continuare la mia rimanovra di cavallo. Dove magari un giorno posso giocare C4, il cavallo può entrare con 1000 manovre. Forse c'era anche qualcosa di più veloce. È lui che sta sbilanciando ora la posizione. È lui che la sta sbilanciando e gliela facciamo sbilanciare con piacere. È lui che la sta sbilanciando adesso. Vediamo cosa cattura di cavallo, di pedone. Bisogna avere fegato per fare queste mosse. C4. Si può giocare C4 e cavallo qui. Anziché fare questa manovra che adesso è inutile perché gli arrivano i pedoni. Si può fare. Si può fare. Ho capito che tu vuoi venire qui. Ho capito anche che vuoi spingere questi pedoni. Ma gioco semplice. Giochiamo semplici. L'idea è sempre di mettere il cavallo qui, andare un pochettino in attacco. Si toglie l'alfiere per catturare qui, perde questo ovviamente. Spingerà questi pedoni? Può essere che li spinga,
Ha assolutamente senso. Partita ancora ferma, lui ha 2 minuti. Alla fine è uscita fuori una partita complessissima. Vediamo un po' cosa può succedere di carino. Ok, si è messo tra l'altro a gratis su questa roba per evitare scacchi, cose varie. Io continuo, non ho capito, cioè, sì, voleva evitare gli scacchi, credo. Voleva evitare gli scacchi, quindi vuol dire che vuole togliere la donna da qui? Dove la mette? Non lo so, stiamo giocando entrambi una partita no risk. Ecco che l'infame esce fuori. Ecco che l'infamone esce fuori in tutta la sua armoniosità. Però io potevo venire anche qui perché alla fine sto alfiere era tenuto. Io dovevo venire qui. Come lo difendeva quello con donna qui? Questa era molto più aggressiva. L'ho vista dopo. Vabbè, l'ho vista dopo. Giochiamo semplici. Questa era forte. Questa era forte, amico mio. Era buona. Era buona perché poi cadeva qui. E vabbè, dai. Abbiamo perso il treno. E il treno a scacchi passa una sola volta. E vediamo un po' cosa accade. Adesso il mio amico è in difficoltà perché si è sbilanciato. Lui si è sbilanciato tantissimo. Vuole venire qui. E questo l'abbiamo anche capito. Però se io ti gioco veramente adesso questa, tu vieni qui e io ti cambio tutto. E c'ho questa con attacco doppio. Guarda, adesso vinceremo facilmente il finale. Allora, sto minacciando matto, no? Lui deve rientrare indietro con la donna. L'unica. Perché poi lui mi minaccia questa con forti conseguenze. Quindi anziché andarmi ora a prendere questi pedoncini con la donna, lasciando la sua donna in gioco ed aumentando le sue possibilità di farmi danni, io voglio giocare semplice. E quindi adesso su donna qui cambierò alfieri e donne. Cambio, vado di donna, lui prende la donna, io do l'alfiere. È un cambio di donna e alfiere, E alla fine, grazie al suo sbilanciamento, io ho questa. Quindi chi avanza coi pedoni prima o poi ottiene uno sbilanciamento della posizione, e questo sbilanciamento poi porta delle conseguenze, no? Ok, vediamo se questo pedone può crearmi danni alla lunga. Spero di no, con tutto il cuore. Non ho calcolato, ma spero che lui non possa venire a supportarlo col cavallo in qualche modo. Adesso vediamo un po' se riusciamo a prenderci anche questo di pedone. O questo. È uguale. È uguale. Mi prendo questo e questo, e lui si prende questo sicuro. Però sta centralizzando il suo re, Quindi un paio di mosse sta centralizzando il suo re, e la cosa mi fa un po' paura. Però intanto dai, scacco. Dai, intanto scacco, non può farmi mica male lo scacco. Vuole proprio venire giù in maniera cattiva. Vuole proprio venire giù a scortare il suo pedone. Può essere che gli va bene, Così. Può essere, tutto può essere. Tutto può essere che riesce a scortare il pedone e mi dà qualche scacco di cavallo che mi devasta. Tutto può essere. Vieni qui, vengo qua e sono felice. Io la provo, Dovrei riuscire a mettermi qui senza subire matto. Proviamoci. Perché mi sono messo davanti al pedone. Come fa a darmi scacco col cavallo? Non lo so. Vediamo se ci arrivo prima io. Dovrebbe venire qui su col re. Non è che mi dà matto.
Come fa a darmi scacco col cavallo? Deve fare manovre... Deve fare un botto di manovre, deve fare... Per darmi scacco il cavallo vuol dire che deve mettersi qui o qui e mi dà scacco matto. Però deve fare un botto di manovre, deve fare 1, 2 e qui c'è il mio pedone. Quindi da qui deve arrivare qua. Come fa ad arrivare lì? Deve fare 1, 2 e 3. Però arrivo prima io con la donna. Deve fare 1, 2, 3 e scacco matto. Wow. Però dai, arrivo prima io con la donna. Partita veramente tachicardica. Tachicardica davvero. Tachicardica nel senso che è stata a filo. È stata a filo. Vediamo se nella prossima partita riuscirò a... Ok. Ok. Per fortuna non ha scacchi né nulla. Quindi andremo adesso ad inchiodare. Ok. Ok, questa non c'è comunque. Allora, come minimo io adesso ti faccio scacco qui e perdi il cavallo. Come minimo. Ok, poi direi che la partita è andata. Mo ti prendo anche il pedone. Va bene. Va bene, va bene, va bene. Ok, questa partita è stata una partita interessante, è stata molto strategica, no? Qui lui ha preparato bene, a differenza del giocatore di prima, qui ha preparato bene questa spinta. E qui ho giocato i 5 che non era la mossa migliore. Non è neanche la mossa peggiore in assoluto. È stata una partita molto tranquilla, fatta di manovre. Qui potevo approfittare in qualche modo, sì, subito con alfiere a 6, cioè il motore. E cioè così do la possibilità di svincolarsi. E poi la partita è pari, qui secondo il motore è pari. Cioè, quando una partita è così equilibrata, andare a forzare poi una posizione, rischi di avere casini. Qui c'era subito donna di 2, mi diceva. Donna di 2, wow. Con l'idea di... non lo so. E qui lui ha forzato un pochettino. Qui il motore il nero sta leggermente meglio perché si è scoperto, non ha avuto la pazienza di giocare in maniera solida. Siamo a mossa 27, ti ricordi quando ti dicevo delle 40 mosse? E qui c'è cavallo C5, cioè donna di 2 subito devo giocare. Per fortuna mi dà un'altra possibilità e adesso gioco donna di 2. E dopo qui cavallo di 3, bellissima, cavallo di 3 ovviamente non... No, scusami, cavallo di 3 qui, cavallo di 3 qui, con l'idea di andare dove? Vabbè, io gioco la più semplice, che comunque dà il vantaggio al nero di -2, quindi qui la partita comunque è finita. E quindi la partita poi qui si è giostrata in un finale. Andiamo a giocarcene un'altra, sperando di essere i bianchi, perché direi che 2 partite di fila con i neri possono anche bastare. Oh, finalmente. Il mio avversario ha 1462 punti. Giochiamo semplici. Voglio impostare io ora la partita da bianco, giocandola molto semplice. Tiro fuori il cavallo. Tiro fuori l'alfiere, arrocco, sviluppo gli altri pezzi, metto le torri in comunicazione, metto le torri al centro e poi mi invento qualcosa. Ora magari prima di giocare 3 chiudendomi questo alfiere lo faccio uscire fuori. Occhio che l'alfiere è un alfiere sospeso, cioè un alfiere non tenuto da pedoni, però adesso lo facciamo tenere da pedoni. Finito. Tutti i pezzi devono essere protetti. Se sono protetti da pedoni, ancora meglio. Vuol dire che non possono esserci giochini, cose strane. Ora magari qui vuole farmi il solito trucchettino qui, ma io credo che non ci siano paure, no? Di giocare a 3 o H3, che sono perdite di tempo. Mettetevi in testa, se siete a 600, 700, 800, 900, 1000 punti, 1100, 1200, che queste sono perdite di tempo. Non vedrete mai in una partita del campione del mondo che alle prime mosse gioca una di queste. Chi mi sta chiamando? Non lo so chi è. Ok, qui donna di 7. E a questo punto presumo voglia fare un arrocco lungo. E quindi chi sono io per impedirglielo? Gioco cavallo C3.
E poi un alfiere 2. E poi un alfiere 2 e poi arrocco. Sì. Sì, sì, va bene. Ok, qui c'è un po' di pressione sulla donna, ma la vedo difficile che possa aprirsi la colonna D. Cioè, con questa si inizia a aprire, ma per fare poi questa spinta la vedo un pochettino più difficile. Quindi gioco alfiere 2, arrocco. Toglierò la regina da questo grande problema e farò comunicare le torri. Giochiamo in maniera semplice, arrocco. Giocare in maniera semplice, mettere tutti i pezzi difesi da propri pezzi, difesi da propri pedoni, svilupparsi rapidamente, questa non l'ho capita. Perché non penso si aprirà mai la colonna E. Va bene. Detto ciò, a parte che ho anche questa adesso, ma è una minaccia in una. Cioè le minacce in una lasciano il tempo che trovano, perché attacco questo punto, lui toglie l'alfiere e difende quel punto, quindi non serve. Non facciamoci distrarre da queste cose, completiamo il nostro sviluppo. Torre C1 secondo me qui ci vuole, sta chiamando in tutte le lingue, perché è un attacco a super raggi X sul suo re, e in più torre su colonna fra poco semiaperta. Dopo che io catturerò avrò una colonna semiaperta. Lui secondo me sta centralizzandosi le sue torri, ma le sta centralizzando su colonne che non si apriranno mai, quindi occhio anche a dove mettete le torri, perché devono avere poi un futuro sbocco, no? Adesso è il momento di mettere in comunicazione le torri, quindi donna qui non posso, donna B3 è interessante, che do uno sguardo anche qui, donna 4 secondo me è ancora più interessante perché sono ancora più vicino al suo re, quindi questa è quella che giocherò. Ovviamente questa è sempre ultra tenuta. È ancora presto ora per portare l'attacco, il cavallo in attacco. È ancora presto, raga, è ancora presto. Siamo a mossa 11. Quante mosse deve durare una partita? 40. Ok? Quindi addirittura ora posso decidere di giocare come voglio. Posso anche portare gli altri. O posso prima decidere di riposizionare le torri al meglio. Perché abbiamo capito che alla fine si giocherà sulla colonna B e C secondo me, perché C si aprirà e la aprirò io. Che se metto ora questa torre sulla colonna D rimarrà chiusa a vita secondo me. Questa non gliela voglio ancora fare. Aspetto a preparare l'attacco. Lo preparo quando è tutto nella posizione migliore possibile. Quindi io secondo me B4 intanto non c'è nulla che me lo impedisce. Quando si gioca con re con arrocchi contrapposti, quindi che uno arroccato lungo e l'altro arroccato corto, il modo migliore per portare avanti la partita è spingendo i pedoni contro il re avversario. Quindi quello che lui dovrebbe fare ora è una roba di questo tipo, mentre vedo che si sta preoccupando più alla difesa. Preoccuparsi alla difesa a scacchi è uno dei modi migliori e più rapidi per perdere. Quindi lui qui dovrebbe assolutamente contrattaccare. Questa torre qui purtroppo non ci può andare, a meno che io non giochi cavallo in H4 e questo alfiere se ne va a farsi friggere. Questo alfiere se ne va a farsi friggere, allora sì che ho lo spazio anche per la torre. Però il cavallo secondo me qui ha senso desistere. Lui ha giocato H6, errore, perché H6 mi aiuta a creare quello che viene chiamato il punto di contatto. Cioè per questo i pedoni dell'arrocco non andrebbero mai spinti, perché tu più li spingi, più aiuti e velocizzi l'attacco del tuo avversario. Mentre se il pedone era qui, ha voglia che creiamo il punto di contatto. Così io sto già creando il punto di contatto e tra l'altro qui è obbligato a fare qualcosa perché c'è sotto anche il cavallo. Non può dire ok, il pedone lo lascio lì oppure spingo il pedone. Qui è costretto a fare qualcosa e credo proprio che questo qualcosa adesso lo andremo a fare. Qui tutto mi dice che io devo sfruttare questo punto di contatto, tutto me lo dice. E dopo che... ok, qui vado... Cavallo interessante, Cavallo interessante perché c'è questo qui. Cavallo è molto interessante perché poi ho anche cavallo qui. Qui c'è un po' di calcolo da fare. Ah, se vado di pedone lui toglie il cavallo, qui o qui. Io vado con il mio cavallo, lui se ne va via e diciamo che l'attacco è un po' svanito. Se io vado con il cavallo, minacciando qui e poi qui, quasi matto praticamente. Sì, forse di cavallo è più forte. Di cavallo è più forte perché c'è questa minaccia. Ops, scusami. Cavallo.
cavallo. Se lui mi cattura di cavallo, io entro scacco e matto. Vai. C'è questa minaccia che è molto forte, con l'idea di deviare il suo cavallo. Una volta che il suo cavallo è deviato e non difende più questo punto, io entro con la donna una volta qui e una volta qui e matto. Ok, credo che sia finita la partita. Credo che sia finita. Proviamo questo piano. Ovviamente se ora sposta la regina, io credo che una volta che gli catturerò il cavallo e lui si doppierà i pedoni, credo che la partita sia finita uguale. Anzi, a parte che c'è il matto proprio. Ok. Scacco e matto alla prossima. Sì, qui ci sono stati una serie di errori e che adesso andiamo a vedere. Però realmente io non ho fatto granché, ho giocato in modo semplice. Certo, ho visto questo colpo tattico, a volte ci sono dei punti decisivi che bisogna vedere, andiamo ad analizzare la partita. Ci sono dei punti decisivi in una partita di scacchi. Allora, qui io ho semplicemente sviluppato, no? Tolto l'alfiere, poi ho aperto... Volevo magari aprire anche quest'altro alfiere qui, ma cambiare subito i pezzi che senso ha? Quindi ho fatto il classico gambetto di donna. Ti ricordi che nelle partite di donna, cioè le partite dove c'è il pedone D più avanzato rispetto al pedone E, non si mette mai il cavallo davanti al pedone bloccandolo. L'ho detto 40 miliardi di volte nei miei video, continuerò a dirlo perché non tutti vedono i miei video tutti e quindi io lo dico sempre. Ma nelle partite di donna, prima di mettere il cavallo in C, si spinge prima il pedone C. Quindi spingiamo. Qui perché ho giocato a 3? Per quale ragione ho giocato 3? Ero sovrappensiero. Cioè qui l'ho fatta proprio in automatico. Dopo non l'avrei mai giocato. Sì, a 3 è seconda scelta, per carità. Seconda scelta del motore. Ok, sì, forse non so esattamente bene di cosa avevo paura. Cavallo C3 perché? Cavallo C3 cosa ha di male? L'avrei giocata cavallo C3. Se veniva qui a cercare di rompermi le scatole, qui avrei giocato torre C1 tutta la vita. Vabbè, ho giocato a 3 così. Cavallo C3. Qui sto ancora completando lo sviluppo. E adesso è il momento di spostare la donna per far comunicare le torri. Sbagliato sarebbe iniziare già subito un attacco, cercare di avanzare con C5. Cioè sicuramente qui ci sarà un attacco bellissimo sul suo re, ma non è ancora il momento. Cioè io devo prima organizzare al meglio il mio esercito e l'attacco fidati che è più forte quando hai l'esercito organizzato. Quindi tolgo metto scusa torre C1, tolgo la donna e qui è chiaro come continuare. Secondo me anche C5 era interessante, ma qui arriva B4, giusto, corretta. E qui errore, con questa mossa il bianco passa da più 3.5 di vantaggio a più 4.9, quasi più 5. Mi ha regalato 1.5 punti di vantaggio con questa mossa. Perché? Perché come ti dicevo ha creato il punto di contatto. Senza questa mossa, supponiamo che avesse fatto una mossa a caso come questa, sicuramente B5 la potevo fare per togliere il cavallo, ma non è così impattante come prima perché adesso è un po' più difficile per me costruire l'attacco. Sicuramente spingerò questo e sicuramente porterò qualche pedone all'attacco, ma è più difficile. Mentre con H6 mi crea il punto di contatto, cioè il punto dove lui deve fare qualcosa, perché se non lo fa lui lo faccio io. Ok? Per questo dicevo che il modo migliore in caso di arrocchi contrapposti, in cui uno è arroccato da una parte e l'altro dall'altra, è contrattaccare. Perché se pensi a difendere l'arrocco, in realtà fai solo più danni. Ok? B5. E qui anche C per B5 piace al motore. Al motore piace sia di cavallo che di pedone. Vediamo di pedone come sarebbe andata a finire. Sempre cavallo E5. E poi a U1 non ho visto che qui c'era un matto in 3 con B6, bellissima, poiché c'è la scoperta dell'alfiere. B6. E su C6 c'è donna 7 matto. Su cavallo C6 c'è cavallo per C6, B per C6, donna 7 matto. E su donna D7 non questa ma sempre questa e poi matto. Bellissima, bellissima. Ok, si vinceva in tutti i modi qui. Io ho catturato di cavallo,
Qui lui doveva giocare alfiere di 6, anche solo per contrastare il mio alfiere e poi ovviamente per evitare il salto. Però capisci che questo alfiere è mal posizionato come le sue torri, tutto mal posizionato. Quindi alfiere di 6, una delle tecniche, ecco questo è importantissimo, una delle tecniche migliori a scacchi, soprattutto quando si è sotto, è quella di cambiare i pezzi. Cioè il nero, che si sta vedendo arrivare un attacco da matto qui da parte del bianco, deve cercare di rimuovere un po' di attaccanti. Come si rimuovono gli attaccanti? Ti cambio i pezzi, ti metto l'alfiere qui, ti cambio un pochettino di pezzi e cerchi di alleggerire il mio attacco. Non ha fatto nulla di tutto ciò e qui arriva cavallo e 5 con l'idea di deviare. Ovviamente se avesse tolto la donna, tipo donna qui, arrivava comunque il matto, perché questa e matto, giusto? No, non è matto così. Aspetta, vediamo se mi sono perso qualcosa. No, non c'è il matto, però la situazione è abbastanza difficile. È abbastanza difficile. Wow, va bene. Qui ovviamente ha abboccato al mio tranello, adesso c'è il matto in 2. Donna 7 e questo. Bene, spero di avervi trasmesso questa idea di linearità e semplicità nel gioco. Talvolta bisogna fare qualche calcolo tattico, talvolta bisogna capire che cosa sta facendo il nostro avversario, ma il più delle volte a scacchi si vince giocando in maniera semplice, lineare, arrocca, sviluppa, metti le torri in comunicazione, poi dopo ovviamente si inizia l'attacco. Chiaro che se il nostro avversario ci lascia un cavallo in presa, mossa 3, non è che io finisco lo sviluppo e arrocco e poi cerco di prendere il cavallo perché il treno passa una sola volta. Bisogna sempre catapultarsi in ogni singola situazione, ma il modo migliore per migliorare a scacchi è giocare in modo semplice. Se anche tu vuoi migliorare il tuo gioco, ti invito ad entrare nell'Accademia di Matto Scacco. È un abbonamento, costa 34 euro al mese, neanche una cena per due al McDonald's, con la differenza che entri in un gruppo dove ci sono altri studenti che studiano insieme a te, hai la possibilità di far revisionare le tue partite dai maestri ed imparare dai tuoi errori, non come l'analisi di chess.com, ma dai maestri veri in carne ed ossa che ti personalizzano la propria analisi sul tuo stile di gioco. Hai accesso a tutti gli incontri di gruppo del giovedì sera. Se non ci sei il giovedì sera puoi vederti le registrazioni, hai accesso a oltre le 200 lezioni in ordine progressivo, insomma una serie di bonus che veramente per il prezzo dell'abbonamento è una cavolata. Quindi ti aspetto all'interno dell'Accademia per migliorare il tuo gioco e ti saluto, ciao da Christian per Matto Scacco.